felicità, non dare in sposa. Ecco, questo è. E poi abbiamo il professor Pierangelo Del Zotto, prima il Veneto, punto, trattino, Grande Nord. Che complicati che siete. No, in realtà Cosa vuol noi, dire? ormai professore emerito perché sono andato in pensione il 31 agosto. No, noi ci siamo, il 18 novembre ci siamo confederati assieme a Veneto Stato, che è il primo movimento indipendentista veneto, storicamente parlando. Ci siamo confederati e corriamo praticamente, anche per le prossime politiche soprattutto, sotto l'egida di Grande Nord. Quindi noi in questo momento siamo prima il Veneto Punto, che è la nostra ragione sociale storica, trattino Grande Nord, e con appunto la sigla Grande Nord ci presenteremo alle prossime politiche dalla Val d'Aosta all'Emilia Romagna. Alle prossime A quelle politiche. di marzo. Ieri un'amica che abita a Siena mi chiedeva: ma in Toscana vi presentate? Ci stiamo pensando, perché Toscana per noi è il limite. Sì, in qualche C'è maniera, ma la dogana. ma non dal punto di vista, come dire, proprio geografico. Del Zotto, qualunque sia il punto di vista, per me, scusi sa, sembra un ritorno al passato, un ritorno alla vecchia Lega Nord, è un ritorno quando diceva dalla Toscana in poi sono tutti terroni. Dai. No, non è così. Lei, direttore, sa bene quanto io stimi lei, che no, non lei è pugliese, la Puglia è il Veneto, è il Veneto del Sud, no? Insomma, Dicono. Non c'entro nulla io, qua non è questione Vito Monaco, è questione l'Italia. Comunque. In realtà, direttore, posso dire una cosa? Allora, il mio guru è, l'ho già detto più volte, Kenichi Omae, che è quel professore giapponese che lavora in America, che ha preconizzato nel 1999 la fine degli Stati-nazione. In realtà noi siamo davanti alla fine degli Stati-nazione, la Spagna ne è un esempio. Cioè, gli Stati-nazione fondati nell'Ottocento per difendere le frontiere, battere moneta, sostanzialmente non hanno più ragione di esistere, perché le frontiere in Europa non ci sono più, la moneta non si batte più, per cui io mi sento veneto in Europa. Perché l'Italia è troppo grande per alcune cose e troppo piccola per altre. E l'altra cosa, cioè veramente in Italia, a parte tutto quello che raccontano, no, Laura? Ne riparliamo, certo, perché altrimenti ne parleremo ancora, porto via tutto il tempo io. Mentre, ecco, voi di Grande Veneto, quali sono i fini che vi proponete? Allora, noi ci chiamiamo prima il Veneto Punto, il punto è sparito perché poi la gente scrivendo automaticamente partiva la maiuscola, quindi tutti ci chiamano ormai prima il Veneto soltanto. E siamo prima il Veneto Grande Nord. Volevo dire una cosa sul presidente Grasso che mi ha scandalizzato. Stamattina, preparandomi, ho letto: il PD voleva comprarmi. E io ho fondato un movimento a sé stante. Cioè, voglio dire, io spero di aver letto male. Perché no, è così, l'ha detto. Ha detto il PD voleva comprarmi, ma voglio dire, la seconda carica dello Stato dice il PD voleva. Cioè, io credo che siamo veramente arrivati. Quando poi io propugno il modello Veneto o il modello Lombardo, quello che può essere, è un paese questo che sta franando, ma sta franando nei principi, come dire, di comunità, nei principi di etica, nei principi che a scuola ci hanno insegnato con l'educazione civica, che guarda caso non si insegna più. Veramente parlavo con un'amica l'altro ieri, sempre di Siena, e si diceva: quando si dice sì, Dante Alighieri italiano, non era italiano Dante Alighieri. Quando si dice, che ne so, il Palladio, non era italiano Palladio, era veneto. Allora tutto quello che ci circonda, l'Italia è famosa per l'arte, è famosa per la storia, ma in realtà tutto quello che è stata arte è stata prima dello Stato unitario, quando ciascuno poteva esprimere le proprie capacità. Lo Stato unitario ha abbassato il livello di tutto. Io non ho presente, a parte lo stile razionalista degli anni 30, io non ho presente un qualche cosa che caratterizzi l'architettura e la storia degli ultimi 150 anni. E io ho un presidente del Senato, cioè voglio dire, se Napolitano, scusate, tanto non cambia, se Mattarella gli succede qualcosa, che Dio gli dia tanta salute, chi comanda l'Italia dice il PD voleva comprarmi, ma io non sono scandalizzato, sono veramente, non so più cosa pensare. No, è vero. E quindi che Dio ci dia la forza di fare un Veneto indipendente, perlomeno ci autogoverniamo.
Il futuro è là, direttore, lei lo sa, ci riparleremo anche. Il dottore qua forse 10 anni fa diceva utopia, no? Arrivare dove siamo arrivati. Tutti abbiamo le nostre utopie. Poi però la storia insegna, nel senso che io vengo da 1100 anni di storia e dove vivo adesso ne ha 150, quindi insomma. C'è una telefonata, però ce la pongo adesso. Vai regia. Glenn Miller, te lo ricordi professore? Sì. Che cosa rappresentava questa musica Allora, per gli italiani, diciamo? sì. Allora, intanto rappresentava il fatto che ci diventava, come diceva Carosone, siamo tutti diventati americani, no? C'era gli americani che hanno portato, si dice, la civiltà. Però io ho una perplessità, cioè da quando io ho coscienza, gli americani hanno fatto i cowboy in tutto il mondo, no? Prima hanno fatto i cowboy a casa loro, poi sono andati in tutti i paesi del mondo a far danni, si può dire, vero? Vietnam, Corea, Oriente, si può dire? Ecco, io ho una perplessità, perché solo noi ci hanno liberati? Cioè noi gli americani a noi ci hanno liberato, in tutto il mondo hanno a far danni, a noi ci hanno liberato, imponendoci dei modelli di vita che adesso stiamo mal digerendo, perché voglio dire, la civiltà dei consumi viene da là. Tant'è vero che insomma qualcuno dice che le guerre vengono stimolate dalle multinazionali, perché noi non berremmo la Coca-Cola se la Germania avesse vinto la guerra, giusto? Però c'è una cosa da dire, che si veniva dal disastro, si veniva da... C'era tanta speranza con questa sì, musica. c'era progettualità, nel senso che mi ricordo, mio padre era monoreddito, cameriere, eravamo in 4, io sono nato nel 53, quindi non tanto distante da questi anni qua, ma si era poveri, ma si aveva la possibilità di risparmiare qualcosina ogni mese per poi comprarsi la casa, per poi. In realtà adesso, se io guardo i ragazzi di oggi, un giovane di 30 anni, che adesso ci si sposa anche a 35-40, all'epoca a 20, non hai la possibilità di progettare il tuo futuro, perché non c'è futuro. Posso dire una cosa, dottor Monaco? Che differenza c'è? Posso dire una cosa, dottor Monaco, per quanto riguarda il suo intervento? Anna, ma non... che c'è, che vuoi? No, se posso, quando tocca a me, allacciarmi al discorso che ho fatto. Rapido, perché abbiamo telefonato, abbiamo... Sì, no, voglio dire, accenno anche al discorso dell'84% di italiani. Allora, io di mestiere faccio commercialista come la collega. Sono stato catapultato nell'amministrazione pubblica facendo dall'oggi al domani l'assessore al bilancio in provincia di Venezia. Sono famoso, dicono, perché ho risanato i conti tagliando... Di quale paese, diciamolo? Provincia di Venezia. La provincia di Assessore Venezia. al bilancio alla provincia di Venezia. La provincia. Pensavo... Talmente risanata che poi l'hanno cancellata, insomma, no? Però voglio dire, su 10 persone che mi contattavano, che mi incontravano, 9 mi chiedevano piaceri. Uno mi diceva sei bravo, continua così. Ma 9 venivano a chiedermi piaceri, quindi allora la politica è quella cosa che tutti schifano, però quando è il momento ti vengono a chiedere il piacere.
Ecco, questo è un passaggio da fare. Poi sul fatto della Serenissima, la Costituzione americana sono venuto a studiarsela qua per farsela, no? Sono venuti qua in 3 quella volta dall'America, dagli Stati Uniti. Voglio dire, certo che tutto è riduttivo col senno di poi, però è anche vero che tutto quello che è successo può essere riproposto. Quindi stiamo assistendo alla frana di un paese, ma la frana etica, sociale, culturale, voglio dire, non ci sono più i rapporti come dire, Renzi chi è sto qua, catapultato da dove, il PD che si sfrangia in mille pezzi, sono tutti segnali di non c'è alternativa, perché l'alternativa qual è? Un uomo di 82 anni? Sicuramente no. Un ragazzotto con la barba che non ha mai fatto niente? Sicuramente no. Un altro ragazzotto con la barba che non ha mai lavorato in vita sua? No. E dove andiamo a finire? Cioè, non c'è l'alternativa, perché non è stato costruito neanche rapido. Velocissimo. Allora, non si sta discutendo del fenomeno immigrazione, si sta discutendo della qualità dell'immigrazione. Allora, noi abbiamo la sede a Mestre, di fronte alla stazione ferroviaria. Siamo nella zona più difficile di Mestre. Ci sono decine di spacciatori che, voglio dire, spadroneggiano, costringono polizia, vigili urbani, carabinieri a un super lavoro costoso, e questi tranquillamente sono arrivati e spacciano. Allora il problema è, l'immigrazione sarà sempre esistita e sempre esisterà, ma voglio dire, ci sono paesi come l'Australia, dove ne possono ospitare a milioni, che dicono no, ci sono paesi come il Canada che dicono no. Tutti quelli che sbarcano, allora i rifugiati politici sicuramente vanno accolti, perché uno che fugge dal suo paese dove ha grosse difficoltà politiche deve essere accolto, ma non l'immigrazione di massa che poi si trasforma in delinquenza. Dalla mia esperienza di Venezia, perché la mattina chiedono la carità i neri e la sera spacciano in campo Santa Margherita. Basta leggere i giornali, voglio dire. Allora uno spacci, ti prendo e ti mando a casa. Non sono razzista. Ti mando a casa. Anna, una signora, dice buongiorno, arriva Silvio. Vuol rispondere al signore? Sì, volevo rispondere al signore di Boara Polesine. Boara Pisani. Sì. Allora, l'ho detto anche prima che i problemi sono creati da certo imperialismo dell'Occidente nei paesi poveri, parlando degli Stati Uniti prima, però voglio dire, questo è creato anche dal fatto che l'Occidente si è sempre rapportato con i governi corrotti dei paesi africani, quindi ci vuole uno scatto di orgoglio anche dagli stessi cittadini africani nei confronti dei loro governi. Un secondo passaggio è questo: tutto quello che è stato creato, che stiamo vivendo in questi giorni, è stato creato in seguito alla morte, all'uccisione di Gheddafi, alla rivoluzione. Allora c'è qualcuno che ha approfittato di questa situazione per portarsi a casa il petrolio e qualcun altro invece si è portato a casa gli effetti collaterali. Allora, tirar giù Gheddafi, poi io voglio dire, io non pretendo di avere ragione, ma diffido dal pensiero unico però, ecco, io voglio avere il mio punto di vista. Allora, hanno tolto Gheddafi e per carità era quello che era, ma hanno tolto il tappo. Qualcuno si è portato a casa il petrolio, e non dico chi, tanto è facile capire, qualcun altro si è portato a casa gli effetti secondari. Quindi voglio dire, certo che l'Occidente è colpevole, ma forse noi siamo di tutto l'Occidente i meno colpevoli, ma le più vittime, quelli più colpiti da questa situazione creata sicuramente non dal governo italiano dell'epoca, perché era anche tutto sommato filo Gheddafi. Ripeto, qualcuno si è portato a casa il petrolio, qualcun altro si è portato a casa l'immigrazione, non dico selvaggia, comunque ma sicuramente incontrollata. Si evince dal discorso che ha fatto il signore che l'Occidente è colpevole perché certo che sì che è colpevole. Ha sfruttato in poche parole, rapportandosi con i governi corrotti però. E quindi lì ci vuole l'orgoglio dei cittadini di uscire dalla corruzione che hanno loro. No, la realtà è questa. Però non si può giustificare la chiamata. Assolutamente giustificare. Non si può giustificare. No, lei deve fare attenzione. Non sai cosa sto dicendo? No, allora, no, stiamo parlando della giustificazione. No. Io non giustifico nessuna forma di intenzioni, clandestinità. devo ancora parlare, è un processo di Prego. Sta dicendo che non si può giustificare una cosa con la chiamata incorreità.
Cioè non si può giustificare quel che succede qua perché lo facciamo anche noi. È deprecabile questo ed è deprecabile quello. Soltanto questo. Per un discorso di legittimità, per un discorso di ordine, per un discorso di tutela, di diritto. Allora io non posso giustificare quel che succede qua perché altri miei concittadini fanno di là. Io non posso giustificare un ladro qua perché un italiano ha rubato di là. Assolutamente, io non ho detto, io ho già capito il Perché suo punto di vista, appena lei ha cominciato a parlare, io ho capito qual è la sua intenzione. Mio nonno ha fatto il Non muratore in Francia, non era irregolare, uscivano con la carriola dal Friuli, perché io sono nato in Friuli, partivano a piedi con la carriola con una forma di formaggio e arrivavano in Francia a piedi con la carriola. Dai. Ecco, questa era la condizione degli italiani. Mio nonno, quindi io lo so queste cose perché le ho vissute. Sicuramente non con lo sbarco in gommone, perché mio nonno non aveva i 5.000 euro per comprarsi il gommone, anche perché in Francia in gommone E neanche non gli ci altri vai. Ecco. hanno 5.000 euro. Illegalità Quello che è. non va mai Vabbè, incoraggiata, Perfetto, prima sono di tutto. d'accordo, Su sono questo, d'accordo. Ma sono d'accordo. però se diciamo che solo gli stranieri No, vengono mai qui a detto fare, questo. dice no, questo una no. signora che la settimana scorsa sono uscite le graduatorie delle case popolari a Padova, fra i primi risultano tutti soltanto. La notizia di ieri in una intervista che è stata fatta da una collega giornalista su TG24 ha detto che se dovesse essere lui il Presidente del Consiglio, anche lui, farò vedere se trovi la notizia, porterà la tassazione al 15%. Sono proprio i 15 da 15. Cioè, ragazzi, io dico quello che... Grazie signora, Prego, grazie. buongiorno. Buongiorno. Devo dire che tutti promettono di No, voglio abbassare dire, le questo- tasse, allora, cioè, voglio io- dire, in pratica è l'hanno l'argomento- promesso praticamente Allora, tutti in campagna io una volta elettorale. dissi È a un l'argomento noto che sindaco- sarà venerdì della prossima Dissi a un venerdì noto sera. sindaco veneziano con la barba di cui non faccio il nome. Massimo Cacciari. Bene, l'ha fatto lei. La smetti di parlare del futuro e magari parli del passato qualche volta? Allora Renzi, che ha appena modificato le aliquote IRPEF in senso peggiorativo, l'ha appena fatto. Vabbè, ma non soltanto Renzi. Ho capito, Cioè, no, ma diciamo ma no, che tutti quelli che si sta- sono... Ma siccome Renzi ha promesso di... Renzi ha appoggerà la promesso, allora io situazione. adesso rispondo a Renzi Renzi. ha portato proprio le bulle Allora, italiane. intanto Questa è la verità. a me sta sullo stomaco una cosa, l'ho detto sempre, se ti chiami Padoan devi farti chiamare Padoan E e non non Padoan. Padoan. Bravo. Perché se ti vergogni delle tue origini non sei degno. Ma è origine veneta lui? Padoan. Sì, sì, certo. Padoan è uno che è conosco nato, Padoan, è un mio Padoan amico è di- uno che è nato in di provincia di Conegliano. Venezia e che veniva da Padova a proposito di immigrazione, come Trevisan veniva da Treviso e Vicentin viene da Vicenza. Anche là che la eccetera. smettere di dire Trevisan. Ecco, E che Trevisan- fa schifo. E mia moglie è Trevisan. e soprattutto, se non so io, Trevisan. E soprattutto Benetton e non Benetton, intanto. Allora, se hai Coin, governato... non coin. E adesso andiamo avanti, facciamo l'elenco, la lista della Voglio spesa. dire, no, siccome c'è gente che si vergogna del proprio cognome, io vabbè, potrei parlare del mio, ma che ha due versioni e io preferisco quella più povera, perché Zotto era un dignitario, ma detto in Veneto del Sotto significa il figlio di quello che era Zoppo e io propendo per la seconda ipotesi. Sto dicendo, se hai governato per adesso non mi ricordo quando, 2, 3, 4 anni, perché ormai ho rimosso tutto, e hai durante questo periodo aumentato la pressione fiscale, cosa mi viene? Poi lo chiamano Pinocchio, hanno ragione, perché fallo dire ad un altro, ma non tu che hai governato per 3-4 anni, abbasserò le Ho tasse trovato- che le hai, perché è questione di giorni, appena aumentate, giusto collega? Sentiamo Ciao. Laura Fabbri. Allora. Dopo questa telefonata voglio sentire cosa delle ne cose pensa la commercialista. che escono da Tra qua. l'altro io ho trovato un altro filmato che lo farò scaricare oggi e ve lo farò vedere. Cosa? Dice, ma tu arrivato a una certa età Paghi tante dovresti stare a tasse, casa. paghi tante tasse perché paghi anche per chi evade. Direttore, posso fare una citazione? Il nostro è uno dei paesi con uno dei più alti tassi di evasione fiscale. Cioè. 1969, io ero in terza ragioneria, in terza a fronte della ragioneria. Il mio professore di ragioneria ha detto che il problema è che se lo Stato incassa 100 spende 101, se incassa 1000 spende 1001. Chiaro. Poi c'è un secondo problema. Siccome lo Stato pensa che tu evadi, ti applica aliquote raddoppiate rispetto agli altri. Tu, siccome diffidi verso lo Stato, dichiari metà di quello che hai.
Allora, fin tanto che il rapporto tra fisco e cittadino Il cavallo non è sarà il gatto che si paritario, morde la coda, dice. esatto, però voglio dire, la mia domanda è: siamo sudditi o siamo cittadini? Perché lo Stato che mi impone un'aliquota al doppio, supponendo che io poi dichiaro metà, io sono suddito, non sono cittadino. E quindi va rifatto il rapporto tra fisco e cittadino. Io dichiaro quello che vedo. Le dico una battuta: i cittadini di razza, come posso dire, gli ebrei, no? Danno un loro contributo alla loro chiesa. Se sono dipendenti versano X, se sono autonomi versano X alla seconda o 2X. Se dovesse vincere voi, Veneti, prima Veneto, Grande Nord, chi è che dovrebbe gestire, chi è che dovrebbe comandare? Allora, Avete qualche personaggio che è in grado di assolutamente. gestire, di cambiare le cose? Intanto, visto che si è parlato di autonomia, poi il discorso è avviato. Allora, noi diamo ogni anno 16 miliardi e rotti di euro di residuo fiscale attivo a Roma. Quando si parla di autonomia, io spiego in 30 secondi perché non può esistere. In Italia il PIL è una torta che attualmente viene fatta in 25 fette. 25 fette. Perché 25? Perché 5 regioni mangiano 2 fette di torta, 15 regioni mangiano una fetta di torta. L'autonomia cosa comporterebbe? Che le 5 regioni che mangiano 2 fette di torta dovrebbero da domani mangiare una fetta e mezza e darne mezza al Veneto e alla Lombardia. Ora, siccome un privilegio dopo 70 anni diventa un diritto, la Sicilia, che spende oltre tutti i soldi che incassa, anche 16 miliardi all'anno di euro in più, che guarda caso sono il nostro, algebricamente un caso, il nostro residuo fiscale attivo, possiamo pensare che la Sicilia il prossimo anno dica: beh, ascolta, no, non ne voglio 16, ne voglio 10 perché 6 te li torno indietro. Dopo 70 anni è possibile una cosa del genere? E poi perché io che creo residuo fiscale attivo, cioè io creo PIL è inquinamento, vero? Perché i capannoni inquinano, perché il traffico inquina, perché i tir inquinano. Io creo PIL, inquino il mio territorio e poi 16 miliardi di euro vanno altrove. Allora io potrei ridurre di 16 miliardi di euro il regime della macchina economica del Veneto, vivrei come oggi e avrei sicuramente meno inquinamento, vivrei meglio, non ci sarebbero problemi. Si è parlato di Taranto e Porto Marghera, scusate, io ce l'ho sotto gli occhi Porto Marghera. Le cozze, le vongole, sono grosse così, appena fuori. Io ho visto una foto satellitare, i fanghi gialli, rossi, verdi, di notte le fiammelle. Altro che terra di fuochi. Cioè, voglio dire, abbiamo tutti i nostri problemi, anche a Porto Marghera. Pronto? Mediatici terribili. Allora, eccolo qua, la bandiera del Reich, il carabiniere si difende, amo i simboli storici, probabile sanzione disciplinare per il 24enne che ha esposto il drappo, nessuna violazione militare. Non l'ha esposto. L'ha attaccato in cameretta, come posso attaccare il poster Non di un è canzone? camera questo qua, sua. guarda, La bandiera di guerra dell'impero tedesco. È quello vedi? occupato da lui. Però è in una Facciamo caserma. vedere. È in una caserma. La La bandiera caserma Reich, è i un carabinieri luogo si La difende. caserma è un Amo. luogo pubblico, è non è una dello stanza Stato. privata, non è Quella la mensa stanza di casa. in sala mensa o nella sua camera, mi chiedo? No, ma nella stanza cioè, voglio dire, è sempre un luogo Vabbè, ma pubblico. non ci può essere un altro vabbè, che quella va è la stanza Scusate vicino un al attimo, mio. no, a scusate violare un- la- E comunque la privacy, signora dai, ministra doveva, prima di sparare a alzo zero, andare da un suo consulente e chiedere: scusa, cosa Che vuol dire bandiera questa è, cosa? dice questo?